Cari telespettatori, ben ritornati con noi, con i nostri ospiti, poi naturalmente ve li presento. Il tema di quest'oggi è estremamente interessante e importante, in qualche modo riguarda anche il periodo che stiamo attraversando, il periodo Covid, perché? Perché contrariamente ad altri reati, anche comuni o reati anche pesanti, purtroppo i femminicidi aumentano, i reati normali diminuiscono, i femminicidi o i reati compiuti a danno delle donne sono aumentati. Causa la permanenza tra le pareti domestiche, il fatto che comunque vengono perpetrati molte volte da familiari stretti, dal coniuge o il convivente, fatto sta che questa è una situazione estremamente grave. Non c'è età, non c'è quindi una discriminazione, la discriminazione sostanziale è quella di genere. Cerchiamo di parlarne, di sensibilizzare, ma di andare oltre la notizia in sé per sé, le notizie, i numeri in sé per sé con i nostri interlocutori, ma per conoscerli dovete aspettare, perché adesso è arrivato il momento del nostro spazio di approfondimento in collaborazione con lo CGIL del Veneto, e non soltanto, perché parliamo di cose molto importanti che riguardano trasversalmente tutti i cittadini, e quindi a tra poco.